Siamo, siamo nuovamente nell'incrocio degli spiriti, questa volta come ED. Qua, se vi ricordate com'era. E qui c'era la famosa casa abbandonata che dove abbiamo avuto dei riscontri. Proviamo. In questo posto ho registrato una scia nera, non so di cosa, e un verso mentre lo riprendevo con la telecamera quando sono stata qua con la Daniela. Adesso torniamo verso la casa e vediamo se riusciamo ad avere altri riscontri. E penso che abbiamo sbagliato strada. Siamo arrivati alla casa dove abbiamo trovato l'entità, quella volta con la Daniela. Sono solamente con un K2 e il cellulare. Questa, se non ricordo male, è la stalla. Qui è dove sono venute la stalla e dove sono venute le foto tutte mosse e sembrava di vedere delle entità attraverso il movimento del video. C'è nessuno qui? Se c'è qualcuno mi parla dentro nel cellulare, per cortesia. Puoi toccarlo ancora, per cortesia? Il K2. Ecco, bravo. Complimenti, bravissimo. Puoi toccarlo ancora? Per piacere, fammi vedere che ci sei. Grazie. Sei bravissimo. Ok, andiamo. Allora, apriamo un attimo. Perché non posso entrare, è impossibile. Giusto per... avere una visuale. Ok. Devo vedere dove c'è la casa. Questa era la stalla, eh. Se volete parlare, parlatemi pure.
questa doveva essere un'entrata particolare, ci ho messo le colonne. Deve essere bellissimo questa struttura. Cioè, è peccato che, guardate qua, mondezza dappertutto, pazzesco. Chissà questa che parte era del... Perché questa era, abbiamo visto prima era la stalla, questa qui che vediamo all'esterno, è l'edificio che abbiamo guardato prima con gli alberi dentro. Poi c'è questo, e che non so, non ho idea di cosa fosse, c'è un camino, probabilmente, boh, era una cucina, non so. E questa è la casa, doveva essere molto bella. Andiamo a vedere se si riesce a entrare. Cioè io veramente non capisco che l'hanno fatta ridurre così. Doveva essere enorme, veramente bella questa. Adesso non so se questa era la sala, qua ci sono delle scale, probabilmente giravano, perché lì c'è... Qua c'erano altri segni di scale che andavano su e di qua ci sono altri segni di scale, se riesco a prenderle, eccole lì. Enorme, veramente bella. Ci sono ancora i segni del bagno di sopra, del primo piano. Se qualcuno abitava qui può per cortesia parlare dentro lo strumento che ho in mano? Sono materassi questi.